confessarsi, perché? È una domanda volutamente provocatoria, anzitutto per coloro che si sono disaffezionati dal sacramento della riconciliazione man mano allontanandosene, forse senza darsene ragione. Si sente dire che la confessione sia in crisi. Precisiamo subito che non può cadere in crisi il sacramento, essendo stato istituito da Cristo come mezzo di grazia e di conversione. Ma possono essere in crisi l'uso e il metodo. I sacramenti non passano di moda né possono abolirsi, come avviene per tante realtà umane, perché essi si fondano sulla volontà salvifica del Signore. Il sacramento della penitenza, poi, si radica anche in una esigenza profondamente umana della nostra fragilità morale di fronte al male. E Dio ha istituito il sacramento della confessione perché ha avuto pietà dell'uomo peccatore, essendosi calato nella debolezza della nostra natura umana. Allora, confessarsi come? È l'altra legittima richiesta di tanti che, magari sentendo l'esigenza della pace interiore, non osano comunque riaccostarsi al sacramento perché non sanno come comportarsi. Tuttavia, però, il dubbio serpeggia anche in coloro che usufruiscono della confessione, ma forse in modo formale, quasi meccanico, sentendosi così insoddisfatti e senza alcun miglioramento. E si vorrebbe magari tentare una confessione più personale, si desidererebbe esprimere il proprio stato d'animo, i propri problemi, ma come fare? Si pensa il sacerdote sarà disposto, mi comprenderà. La confessione richiede anzitutto di mettersi dinanzi alla misericordia di Dio, che si manifesta e si attua attraverso il sacerdote, il quale non è giudice severo e arcigno, ma è un fratello che, come il samaritano, solleva dalla miseria morale un altro fratello o sorella nella fede in nome di Cristo. Perché confessarsi? Sono tante le difficoltà che si sollevano contro la confessione, ma quella più ricorrente è che viene considerata inutile, perché diventa un atto formale, quasi meccanico, quindi senza efficacia di ravvedimento, almeno di miglioramento. Diventa un rito automatico, come se si riascoltasse un disco, una registrazione in cui si ripete la stessa lista dei peccati, ricordati magari frettolosamente, dichiarati macchinalmente. Per alcuni, anzi, sembra un rito magico, una specie di amnistia in forza di una formula poco comprensibile recitata dal sacerdote. Per altri è soltanto un'abitudine di svuotare il sacco dei peccati periodicamente, come si fa per i rifiuti. Naturalmente il sacco si riempirà di nuovo e bisognerà evitare l'accumulo, ma non si sente l'esigenza di limitare i rifiuti morali, tanto c'è la confessione
Si ascolta per dovere il confessore che fa qualche richiamo o qualche raccomandazione, ma senza darne troppo peso. Per molti la confessione è diventata una formalità obbligatoria per accostarsi alla comunione, una convenzione tradizionale o un saldo da pagare per accedere all'Eucarestia. Alcuni addirittura sentono ripugnanza per la confessione perché ci vedono un gesto adatto più per i fanciulli, come quando si doveva chiedere scusa a papà per qualche marachella, così era buona educazione da bambini chiedere perdono a Dio, inginocchiandosi davanti al prete. Ricorda quindi atteggiamenti infantili ormai superati ad una certa età. Il sacramento della penitenza o della riconciliazione, come conviene denominarlo, piuttosto che confessione, è fruttuoso nella misura della propria disponibilità. Ogni atto, anche il più sublime, può diventare banale se compiuto superficialmente e automaticamente. Anche un sacramento può svuotarsi della sua efficacia se ricevuto senza disposizione interiore di mente, di cuore e di fede. Se per esempio alcuni fanno la comunione con negligenza, ciò non annulla la validità del sacramento, perché la presenza di Cristo infatti è sempre reale nel pane consacrato ricevuto. Tuttavia si può rendere quasi del tutto inefficace il dono di Dio, non traendone i suoi benefici, così come per la confessione. Il sacramento della riconciliazione, recepito con vero pentimento, è utile per vincere il male e anche per progredire nel bene. Non solo ci libera dal peccato, ma ci stimola alla virtù, comunicandoci l'energia della grazia. Naturalmente efficace quanto maggiore è la predisposizione spirituale. Il seme nella parabola del seminatore era buono, ma non tutto cadde in terreno ben dissodato e fertile. Dove trovò terra buona fruttificò e anche qui produsse dove sufficientemente e dove con abbondanza.